A Valdobbiadene l'amministrazione comunale completa l'organico della polizia locale con nuove assunzioni, una scelta che arriva in un momento di forte mobilità del personale tra enti, con molti dipendenti che si spostano per avvicinarsi a casa o per incarichi di livello superiore. Il fenomeno, che riguarda anche centri come Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto e Castelfranco, ha inciso anche sugli uffici tecnici locali. L'obiettivo è chiaro: garantire continuità e servizio sul territorio, dalla viabilità al controllo delle aree sensibili, in particolare nelle zone scolastiche. Tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 abbiamo pubblicato un bando per concorso per l'assunzione di 2 agenti di polizia locale, andando così a coprire la pianta organica prevista per il comune di Valdobbiadene, con oggi 5 agenti di polizia locale più un supporto amministrativo tecnico d'ufficio. Avevamo negli anni precedenti sempre avuto una carenza di un agente, e ultimamente diventata a 2 agenti di polizia locale. Va detto che in generale, questo riguarda un po' tutti i comuni, da quando c'è stato lo sblocco del patto di stabilità e lo sblocco delle assunzioni, si è iniziato a vedere una grande mobilità di personale tra un comune e l'altro, o attraverso concorsi o attraverso mobilità. In alcuni casi, in particolar modo per quanto riguarda la polizia locale, mobilità per avvicinamento dal luogo di residenza al luogo di lavoro, e in alcuni casi anche per un avanzamento di carriera. Questo riguarda soprattutto i comuni più grandi, che hanno la possibilità di avere delle dirigenze rispetto ai comuni più piccoli come i nostri, nei quali di fatto è sostanzialmente difficile avere una dirigenza, ma abbiamo posizioni organizzative e funzionari ad elevata qualificazione. Quindi nel caso di Valdobbiadene, non per la polizia locale ma per altri uffici, abbiamo avuto 2 mobilità in altri comuni da parte dei responsabili di lavori pubblici e urbanistica, che hanno avuto la possibilità di un avanzamento di carriera e quindi oggi ricoprono un ruolo da dirigente. Ecco, bene da un lato la mobilità tra comuni del personale, questo comporta però la necessità di ricorrere abbastanza frequentemente a dei concorsi per assunzione, soprattutto concorsi per polizia locale negli ultimi 2 o 3 anni, non solo Valdobbiadene, ma tanti comuni, anche comuni più grossi come Conegliano, Vittorio Veneto, Treviso, Castelfranco, hanno fatto concorsi per assunzione. Oggi quindi andiamo a coprire interamente la pianta organica, ed è molto importante perché la polizia locale svolge funzioni fondamentali legate alla sicurezza, non solo per la viabilità, ma anche e soprattutto sicurezza sui luoghi sensibili, per esempio ingresso e uscita dalle scuole, o comunque controllo del territorio. Quindi, avere la piena copertura ci garantisce una piena disponibilità di personale nel svolgere le proprie attività.